Buongiorno, le principali notizie. A Catania è fermato l'uomo che ha confessato il tentato femminicidio dell'ex moglie. La donna colpita con 12 fendenti davanti a un negozio di Picanello in gravi condizioni è ancora ricoverata in terapia intensiva. A Palermo, dopo le disposizioni di nuove indagini sulla morte di Angelo Onorato, parla Francesca Donato. Dice: mio marito non si è suicidato, qualcuno lo ha ucciso. Salvati nel Mediterraneo 44 migranti rimasti per 5 giorni su una piattaforma petrolifera tra Libia e Tunisia, recuperati dalla nave Sea-Watch e fatti sbarcare a Lampedusa. L'arresto del santone di Gibilmanna nel Palermitano. I seguaci erano isolati e manipolati. Claudia Lauria, una delle adette, racconta di droghe somministrate a loro insaputa e controlli ossessivi. L'ASP di Siracusa attiva un percorso tracciato per il sistema che permette agli accompagnatori dei pazienti nei pronto soccorso di seguire in tempo reale il percorso dei propri cari. Calcio, il Palermo oggi in campo contro l'Avellino al Barbera, dubbio Johansen, pronto l'Eduaron. Per i rosanero l'imperativo è vincere e inseguire il sogno della promozione diretta. Il Catania verso la sfida di domani contro il Picerno, tra ballottaggi in mediana e in attacco. Il tecnico Viali, il fine e il risultato, pareggi che servono a poco in chiave salvezza per Trapani e Siracusa. Buongiorno e buona Pasqua, e dunque apriamo con la cronaca. C'è un'ultima ora perché c'è stata una sparatoria a Mister Bianco. In due col volto coperto hanno fatto irruzione nella macelleria esplodendo colpi di pistola contro un 18enne figlio del titolare, ferendolo alle gambe. I due poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. La vittima è stata trasportata al Garibaldi di Catania, non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Fontana Rossa e del nucleo investigativo del comando appunto di Catania. Restiamo a Catania, fermato l'uomo che ha coltellato l'ex moglie, ha confessato. La donna colpita con 12 coltellate è ricoverata in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico. Orazio Longo. Non avrebbe accettato la volontà della moglie di interrompere la relazione, volontà che quest'ultima gli aveva comunicato durante il periodo in cui lui era detenuto. Con l'accusa di tentato femminicidio e porto illegale di armi o oggetti atti a offendere, è stato fermato e condotto in carcere il 56enne che ha tentato di uccidere l'ex moglie di 51 anni, colpendola con 12 coltellate davanti a un negozio nel rione Picanello a Catania. Durante l'interrogatorio l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Secondo la ricostruzione della procura, una volta tornato in libertà l'indagato avrebbe preso contezza della volontà della moglie di porre fine al rapporto e, non accettando la decisione, avrebbe minacciato la vittima fino a giungere al tragico epilogo. Poi è scappato, ma la sua fuga è durata poco più di 14 ore. I carabinieri lo hanno fermato nello stesso rione, bloccandolo in piazza Pergolesi. In caserma l'uomo ha sostenuto di aver agito al culmine di una lite per una forte conflittualità familiare e per motivi che riguardano il fatto di vedere la figlia piccola. Ha negato la premeditazione, sostenendo di avere con sé il coltello che solitamente utilizza per raccogliere la verdura. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo a bordo di uno scooter avrebbe raggiunto l'ex moglie in via Villa Glori, dove ci sarebbe stata una discussione che è poi degenerata. La coppia si era separata da 3 anni, mentre l'uomo era in carcere, da dove ne era uscito l'8 marzo. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Per la coltellata al cuore è stata trasferita alla clinica Morgagni di Pedara, dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Suicidio o omicidio? Restano i dubbi sulla morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Parla la moglie ai nostri microfoni e dice: ribadisco che mio marito non si è suicidato, qualcuno lo ha ucciso. Sentiamo Marco Bullà. Nei giorni scorsi il GIP ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, chiedendo ulteriori indagini sulla morte di Angelo Onorato. L'imprenditore e marito dell'ex eurodeputata Francesca Donato era stato trovato senza vita nel suo SUV con una fascetta da elettricista stretta al collo il 25 maggio 2024. La famiglia non ha mai creduto all'ipotesi di suicidio. Ai nostri microfoni la moglie continua a ribadire che ci sono elementi che portano sempre più alla pista dell'omicidio. Ci sono vari elementi che portano ad escludere categoricamente l'ipotesi di un suicidio, non solo quelli psicologici che dimostrano come non ci fosse alcuna idea suicidaria in lui, il prelievo al bancomat, l'acquisto del pandarancio che è stato trovato accanto al suo cadavere proprio fra i due sedili quando
è stato ritrovato. Ma c'è un elemento oggettivo che allarga le maglie del caso. Assenza di impronte digitali sulla fascetta che aveva il collo, che quindi non può essersi stretto da solo, in quanto la necessità della pressione per chiuderla avrebbe chiaramente fatto lasciare le sue impronte digitali, mentre chi l'ha fatto al suo posto evidentemente indossava dei guanti. Ma anche lo sportello posteriore destro ritrovato aperto quando lui è stato trovato al posto di guida con la cintura allacciata, peraltro con la linguetta inserita nello spazio della cintura del passeggero, perché nella sua c'era un fermo metallico che lui utilizzava per non farla suonare, in quanto non aveva l'abitudine di mettere la cintura. Il dubbio se si sia trattato di suicidio o omicidio permane, ma ci sarebbero lacune nelle indagini della procura e della polizia. Salvati nel Mediterraneo 44 migranti rimasti per 5 giorni su una piattaforma petrolifera tra Libia e Tunisia, recuperati dalla Sea-Watch e fatti sbarcare a Lampedusa. Il servizio. Si sono rifugiati per 5 giorni sulla piattaforma di Don tra Libia e Tunisia per sfuggire alla tempesta prima di essere soccorsi e fatti salire a bordo di Aurora, la nave veloce dell'organizzazione umanitaria Sea-Watch. Un'attesa lunga e drammatica trascorsa in condizioni precarie con scarse riserve di acqua e di cibo e senza alcuna assistenza. Adesso i 44 migranti sono sbarcati a Lampedusa, da dove la nave della ONG era partita ieri mattina dopo una segnalazione lanciata da Alarm Phone, la rete che raccoglie le richieste di aiuto nel Mediterraneo. Aurora sta navigando verso nord per portarli al sicuro. Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne e bambini, aveva fatto sapere Sea-Watch nelle ore dell'operazione. In un primo momento le autorità italiane avevano indicato Porto Empedocle come porto di sbarco, ma la distanza è stata giudicata incompatibile con il carburante disponibile a bordo. Da qui la richiesta poi accolta di attraccare direttamente a Lampedusa. Una volta arrivati sull'isola, i migranti sono stati presi in carico dalle autorità per le prime visite mediche e le procedure di identificazione. Le loro condizioni, segnate da giorni di esposizione alle intemperie e dalla mancanza di beni essenziali, restano al centro dell'attenzione mentre prosegue il monitoraggio delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale, ancora una volta teatro di emergenze e operazioni di soccorso. Si cercano altri 2 ragazzi del quartiere palermitano dell'Arenella per chiarire la violenza sessuale denunciata da una turista americana 18enne. La ragazza non ricorda quasi nulla e le chat su Tinder di quella sera sono state cancellate. Maglio Viola. La violenza sessuale denunciata e il mistero delle chat cancellate. A 2 ore dai fatti che hanno coinvolto una 18enne americana in vacanza a Palermo, non è ancora chiara la dinamica di ciò che è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì. Gli investigatori della squadra mobile cercano 2 ragazzi abitanti nel quartiere Arenella che avrebbero passato la serata con l'amica della ragazza violentata e che sarebbero arrivati nel B&B delle 2 giovani insieme all'altro ragazzo indiziato per la violenza. La vicenda è complessa e inizia la sera di mercoledì. Le 2 ragazze americane raccontano di aver passato la serata in discoteca. A tarda ora, rientrata in camera, la giovane inizia a chattare su Tinder con un ragazzo appena conosciuto. Alla fine lo invita in camera. Il giovane si presenta con 2 amici che tornano a uscire con la seconda turista americana. I 2 giovani rimasti soli hanno un rapporto sessuale consensuale. Poi il buio. La 18enne si sveglia giovedì mattina piena di lividi e senza ricordare nulla e presenta denuncia, ma qualcuno ha cancellato le chat su Tinder e lei non ricorda di averlo fatto, nonostante sia lei stessa a consegnare il cellulare agli investigatori. Le 2 turiste americane sono adesso ripartite per tornare a casa e gli inquirenti si trovano davanti a un rebus. C'è un vuoto di diverse ore da riempire e in quelle ore sarebbe avvenuta la violenza, ma anche un furto di gioielli, ma il come, il quando e il chi sono ancora nebulosi. Torniamo a occuparci del caso del Santone, a capo di una comunità da cui sono stati allontanati 2 bambini sorvegliati a vista. Andarsene non era facile, racconta una donna palermitana che ha vissuto anni nel gruppo. Tutto avveniva a Gibilmana, nel palermitano. Lorena Dolci.
Consumo di droga, manipolazione psicologica, regole rigide. Era una comunità fortezza quella creata dal sedicente guru Mark Koppikar, Shanti per i seguaci, fermato qualche giorno fa mentre cercava di fuggire da Cefalù dopo l'inchiesta per concorso e maltrattamenti e l'allontanamento di 2 bambini dal gruppo di Gibil Manna, affidati adesso al nonno siciliano. Il racconto è di Claudia Lauria, palermitana, che ha vissuto 7 anni accanto al Santone. A Repubblica ha raccontato il sospetto che ci somministrasse sostanza a nostra insaputa per provocare stati di leggerezza e dare l'impressione di veicolare energia. Il fulcro delle sue predicazioni era una vita naturale, il distacco dalle cose materiali, mentre dall'altra incassava donazioni dagli affiliati, denaro con cui fra l'altro aveva acquistato questo castello in Scozia. È in questa gabbia dorata che ha vissuto anche Claudia. Ricorda l'obbligo di vestire di nero, il lucchetto al telefono, il divieto di lasciare la tenuta, i processi collettivi per ogni no. Ho dovuto fingermi mansueta per 2 mesi e promettere che sarei tornata. Un gioco di manipolazione e seduzione. Instauravo rapporti con le donne più facoltose, il regime di poligamia, racconta. Negli ultimi mesi il gruppo si era trasferito in questo casolare semideroccato. Qui 2 bambini di 11 e 7 anni non andavano a scuola e non avevano mai visto un pediatra. Erano perfino costretti a fare le ronde di notte. Il sistema di tracciamento che sta conquistando il pronto soccorso di diverse province siciliane, elaborato dall'ASP di Siracusa, permette di tenere costantemente aggiornati gli accompagnatori dei pazienti, seguendo in tempo reale l'iter diagnostico e terapeutico. Con le nostre telecamere vi portiamo all'Umberto I di Siracusa. Francesco Loi. Si scrive PS Tracking, si legge innovazione. Nei pronto soccorso del siracusano l'accompagnatore può seguire passo passo il percorso del proprio caro. Lei mi lascia il suo numero di cellulare, io lo carico sulla scheda, gli arriverà un SMS con un codice OTP. Tutto parte da qui. Nel triage si dà il numero di cellulare della persona che si vuole tenere informata. Così, aprendo l'SMS, cliccando sul link e inserendo i dati, si hanno gli aggiornamenti in tempo reale. Il decorso del proprio iter all'interno del pronto soccorso nel rispetto della normativa sulla privacy e avere quindi contezza di tutto quelle prestazioni o di tutte quelle attività che sono eseguite proprio sul paziente. Quindi sono 3 le fasi per attivare il nuovo sistema di PS Tracking, una novità che sta già riscuotendo molto apprezzamento. Abbiamo dei feedback positivi perché permette di evitare l'isolamento del paziente all'interno del pronto soccorso. I problemi comunicativi si sono ridotti notevolmente e l'utenza è davvero contenta di questo nuovo sistema. Un sistema innovativo ideato e sviluppato dall'ASP di Siracusa, adesso replicato anche in altre province. Nell'ASP di Palermo, nell'ASP di Catania, l'IRCS di Messina e abbiamo in contatto in questi giorni con l'ASP di Enna. Quindi così anche i pazienti sono più tranquilli? Assolutamente sì. Breve pausa e poi ci occuperemo dei dolci pasquali. Custodire la memoria di un territorio e garantire che rituali e sapori continuino a vivere nel tempo. La ricetta pasquale del cuccidato negli iblei si insegna anche a scuola. Veronica Barbarino. È una coroncina intrecciata e sostanziosa ed ogni suo ingrediente è un frammento dell'identità iblea. La Pasqua nel ragusano profuma di cuccidato, una tradizione che si insegna anche a scuola. È un prodotto un po' di riciclo perché tecnicamente lo utilizzavamo quando rimaneva dell'impasto già lievitato dal pane o dalle impanate. È molto importante farlo vedere ai ragazzi perché si capiscono quali sono le ricette di base, le ricette tradizionali. È bello per noi ragazzi portare avanti queste tradizioni e replicarle anche in famiglia. Siamo nel vivo della ricetta e ci occorrono del formaggio grattugiato semistagionato ragusano, della semola rimacinata di russello, quindi di grano duro, dello strutto, della ricotta fresca, della salsiccia fresca, del sale e del lievito di birra. Mettiamo la semola della planetaria, sciogliamo il lievito nell'acqua, mettiamo una parte dello strutto,
Una parte del ragusano. La semola di grano duro rappresenta il sudore del raccolto, la salsiccia al finocchietto e il formaggio ragusano celebrano l'allevamento locale. Iniziamo appunto a mettere lo strutto in pezzi molto, molto grossi, mettiamo anche del semistagionato. In questa fase stiamo aggiungendo il pepe nero, la ricotta e la salsiccia in modo grossolano. Croccante fuori e morbido dentro, profuma di festa. La Pasqua iblea non è solo il cucinato, ma anche le impanate d'agnello, i pastieri di carne e le cassate siciliane. Alla Villa Bellini di Catania la quarta edizione della caccia alle uova di Pasqua, un momento di socialità e di divertimento per mamme e bambini. Orazio Longo. L'appuntamento ormai consueto alla Villa Bellini di Catania per la caccia alle uova di Pasqua, quarta edizione di un momento di divertimento per i più piccoli e socialità. Un grande percorso all'aria aperta con 30.000 uova colorate nascoste tra viali, aiuole e angoli fioriti, pronte per essere trovate dai bambini fino a un massimo di 10 uova partecipante. Tra queste alcune conterranno premi, mentre la Golden Egg, l'uovo dorato, regalerà una sorpresa speciale. Sono entusiasta, il cestino ce lo siamo già preparati ieri sera e niente, è una festa. Oggi niente social, niente telefoni, ci dedichiamo solo alla caccia. Siamo riusciti a tenere una giornata con questi bambini lontano da social, TV, videogiochi, una bellissima giornata e grazie tanta. Avendo visto questi bambini con quale entusiasmo si sono proiettati, sono affiondati all'inizio dei giochi per trovare queste uova, fa capire quanto sia straordinaria questa iniziativa. Prima ancora di arrivare a Catania, la caccia alle uova è partita da Torino a bordo del treno Sicilia Express, un prologo itinerante, spiega Giovanni Sant'Angelo, a raccontare lo spirito dell'iniziativa, che è quello di portare il gioco creando comunità. La caccia alle uova quest'anno, quarta edizione, ha sempre l'obiettivo, quell'obiettivo che è quello dell'amicizia, quello dello stare insieme all'aria aperta all'interno della nostra bellissima Villa Bellini di Catania, ma soprattutto vivere un momento spensierato anche con i propri genitori, riscoprendo il gioco semplice di una volta, quello che si faceva e che faceva divertire davvero tutti. Parte del ricavato del Curiosuovo sarà destinato anche quest'anno al reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi di Nesima. Breve pausa e poi la pagina dello sport con il calcio e gli impegni delle squadre siciliane. Eccoci al calcio alle 19.30 al Barbera, il Palermo sfiderà l'Avellino, dubbio Johansen, pronto le due ron per i rosanero, l'imperativo è vincere e inseguire il sogno della promozione diretta. Marco Gullà. Testa bassa e pedalare. Inizia oggi con la sfida delle 19.30 al Barbera contro l'Avellino il mini tour del Palermo, che nelle ultime 6 gare di campionato si gioca il sogno della promozione diretta. 6 finali, la prima oggi contro gli Irpini, allenati dall'ex Davide Ballardini. In conferenza stampa ha parlato Maurizio D'Angelo, vice allenatore di Filippo Inzaghi, a riposo a causa di un attacco influenzale. Sicuramente non dobbiamo scendere come prestazioni, come intensità nel volere fare un finale importante. Ormai ce lo siamo detti in tutti i modi, sono 6 partite da qua alla fine, 6 finali, dobbiamo avere la testa bassa e pedalare. Poi le alzeremo sperando di alimentare le nostre speranze fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Dubbio Johansen non è al top, probabilmente spazio alle due ron sulla tre quarti assieme a Palumbo e Poyampalo. Avellino, mina vagante del torneo. All'Avellino sta bene, abbiamo guardato diverse partite dell'Avellino, è in condizione, c'ha lo spirito giusto, verrà qua a fare la sua partita con le sue qualità. Sicuramente è una squadra che fa della densità, specialmente anche a centrocampo, la sua forza. In difesa Bani al centro e Ceccaroni sul centro-sinistra. Sul centro-destra ci sarà Peda come braccetto, con Beresischi, rientrato dagli impegni con la nazionale, e Magnani, che partiranno dalla panchina. Fischio d'inizio alle 19.30. Il Palermo spera di trovare 3 punti dentro l'uovo di Pasqua. A distanza di un giorno dal match col Picerno, l'allenatore del Catania Viali ha parlato in conferenza stampa, assicura l'assenza di Forte, in attacco resta vivo il ballottaggio fra Caturano e Lunetta. Marco Carli. Il secondo posto blindato è da confermare col conforto della matematica. Il lavoro in vista dei playoff, ma Viali considera il futuro del Catania legato al presente. Morale, ogni partita vale, a cominciare da quella di lunedì con il Picerno. Giusto sottolineare, come mi ripeto spesso nel prepartita,
che il fine è il risultato. Cioè noi dobbiamo arrivare sia a preparare un finale di campionato importante, ma tramite crescita e risultati. Quindi bisogna stare con le antenne belle dritte, perché è pericoloso e perché comunque l'abitudine, tra virgolette, a non dare il 110% non è una buona cosa. Questo periodo sta servendo anche per conoscere al meglio i giocatori, dice Viali, che poi parla di ballottaggi aumentati. Anche in mediana, dove Quaini, Di Tacchio e Di Noia si giocano 2 maglie, e in attacco, nonostante l'assenza di Forte. La scelta è fra Caturana e Lunetta per tenersi, soprattutto dovesse giocare il secondo, un'opzione in panchina per cambiare la partita. È un momento chiaramente di emergenza in quel reparto. Dovrò fare delle scelte sapendo che una situazione mi dà tanto da una parte e meno dall'altra, e rispetto alla partita che vogliamo impostare deciderò all'ultimo. Catania-Picerno sarà seguita da Telecolor con diretta stadio. Si comincia lunedì alle 14, mezz'ora prima dell'inizio del match. Poi 3 ore live fino alle interviste in anteprima con i protagonisti. Pareggi per Siracusa e Trapani nelle sfide contro Atalanta Under 23 Monopoli, sempre più lontana la salvezza. Sergio Colosi. Un punto a testa, troppo poco per sperare nei play-out. Siracusa e Trapani, fermate rispettivamente da Atalanta Under 23 e Monopoli, guadagnano una sola lunghezza sul Foggia sconfitto a Cosenza, in attesa delle gare di Giuliano e Picerno. Il cammino si complica sempre di più. Al De Simone spettacolo, 6 reti, emozioni ed errori nel 3-3 contro i giovani bergamaschi di Bocchetti. Super Di Paolo con una doppietta, prima pareggia il vantaggio di Cassa, cui segue la punizione vincente di Cancellieri, e dopo il 2-2 di Ghislandi, sempre di sinistro regala il nuovo sorpasso agli azzurri. Le distrazioni difensive puniscono ancora la formazione di Turati, raggiunta da Levac, graziato dall'arbitro nel primo tempo per una reazione da cartellino rosso. La spinta finale non produce altro e l'amarezza è lo specchio di una prestazione generosa ma senza vittoria. Ultimo posto con 23 punti in compagnia del Trapani, che a Monopoli ha raccolto un pareggio. Granata in vantaggio con un colpo di testa di Knezovic a seguito di un calcio d'angolo. Nel corso della ripresa Colombo inserisce Scipioni ed è la svolta per i pugliesi, che segnano con un sinistro dal limite dell'attaccante. Ancora Scipioni vicino 2 volte al gol. Ci provano anche Antoni e Fall, con Galeotti insuperabile. Vi ricordo la prossima edizione alle 14, ancora auguri di una serena Pasqua dalla redazione di Telecolor.